Hotel Garden, a Gallio, immerso nella magia di un posto unico, sentirsi coccolati sempre, un incanto dei sensi. Scegli Hotel Garden, qui si respira e qui si riposa. Integra Salus Sapere Antico, Vito Cosmetici 100% naturali per la bellezza e il benessere di tutta la famiglia. Ci trovi a Roana, in via Maggiore 226. Pesavento Alberto, il tuo antennista di fiducia. 30 anni di esperienza. Sinonimo di garanzia, riparazione e manutenzione apparecchiature per comunicazioni. Tra le montagne a corona dell'altopiano di Asiago nasce un piccolo paese, da sempre meta ambita di turisti e villeggianti, dove a Natale il tempo sembra fermarsi per sempre come in una favola. Ed è in questa favola che io questa sera vi porto. Signori, benvenuti a Gallio nel suo magico Natale. Ed eccomi col sindaco Emanuele Munari, buonasera, nonché presidente della comunità montana, aspettabile reggenza dei 7 comuni, buonasera. Buonasera, grazie, buonasera a tutti i telespettatori. Arrivare qui a Gallio è veramente inoltrarsi dentro una favola, sindaco. Sì, Gallio, come diciamo noi, montagna dell'altopiano, che ben si presta veramente con questo tetto sopra la chiesa nuovo di zecca a ricevere i turisti e dare un'immagine veramente di montagna, un'immagine che coccola i turisti, che ti fa capire che siamo nella vera montagna e in un paese, un borgo montano di eccellenza che noi cerchiamo di promuovere sempre al meglio. I mercatini di Natale sono i più antichi dell'altopiano. Sì, tra poco si riapre ancora con i mercatini di Natale, uno storico ormai qui a Gallio, sono i mercatini più antichi dell'altopiano, nati proprio qui a Gallio 17 anni fa, poi nati anche ad Asiago e oggi grazie a Dio anche a Roana e a Fosa stanno nascendo i primi mercatini, quindi veramente una storia infinita, una storia che continua e che vogliamo far continuare nel senso del Natale e nel senso di offrire ancora ai nostri turisti un maggior servizio. Tante le casette, ma tutti prodotti tipici della vostra zona. Sì, questo mercatino si differenzia un po' da tutti gli altri perché abbiamo voluto e continuamente ricerchiamo solamente artigiani locali, artigiani di Gallio piuttosto che dell'altopiano, che a mano fanno e compongono le proprie esposizioni, i propri prodotti. Quindi ci teniamo a mantenere questa tradizione locale tipica montana, tipica di Gallio e dell'altopiano dei 7 comuni. Gallio è conosciuta sì per le sue bellissime montagne in estate, ma in inverno offre tante opportunità di sport. Sì, il 21 inaugureremo proprio le nuove melette e quindi colgo l'occasione per invitare tutti i turisti a visitare le nuove melette, i nuovi impianti di risalita per lo sci alpino, ma non solo sci alpino, anche lo sci da fondo, perché da Gallio, da Campomulo esattamente, si diramano i 500 km di piste da fondo che attraverso Enego e la Piana di Marcesina per poi andare anche a Campolongo di Rosso compongono di fatto 500 km di piste che ci invidiano da tutta Europa, quindi sono le più lunghe. Sì, sono le più lunghe e le più ampie di tutta Europa, così dicono, e anche le più belle, perché andiamo a toccare tutta la parte nord dell'altopiano, dall'Ortigara a Campolongo, a Piana di Marcesina, a Campomulo, quindi veramente è un impianto di sci da fondo che fa invidia e che vogliamo tenere alto come qualità di servizio e come qualità di prodotto. Qui si respira e qui si riposa. Benvenuti al Garden Hotel Benessere di Gallio. Qui il turista trova spazi ampi, il calore di un ambiente curato ed autentico come il legno massiccio degli arredi, l'apertura sull'altopiano offerto da grandi finestre su un panorama raro. Al Garden la sensazione del benessere passa attraverso la scelta dei particolari. Sentirsi a proprio agio è facile al Garden. E al centro benessere Garden troviamo Sara. Buonasera Sara. Buonasera. E i suoi percorsi consigliati. Certo, normalmente consiglio a tutti i clienti di cominciare dal tepidarium, che è una stanza di entrata, è un 40 gradi, serve per abituarsi al calore prima di cominciare tutto il percorso. Si sviluppa con il bagno turco, è un 45 gradi, dopo il bagno turco normalmente consiglio la doccia, ci si asciuga e si può decidere se fare sauna o biosauna. Abbiamo una cascata di ghiaccio
e 2 docce emozionali. Sara, ci sono anche delle novità, dei pacchetti per le feste? Sì, ci sono dei pacchetti, in realtà li facciamo più o meno tutti i mesi. Questo è il mese del fieno selvatico, dove abbiamo il bagno di fieno oppure il bamboo massage con tutti gli altri trattamenti. Lasciare fuori dalla porta i pensieri e lo stress della quotidianità e del lavoro per riuscire a dedicare un po' di tempo a se stessi. È con questi obiettivi che il Garden Benessere Spa offre puro relax per corpo e mente, vera essenza di bellezza e benessere. Integra Salus, sapere antico, bellezza e benessere non si distinguono, si attraggono e si completano. Luigi, eccoci nel vostro laboratorio e qui abbiamo la materia prima. Questa è la nostra materia prima, piante coltivate in altopiano che vengono messe in macerazione o in alcol o in olio, da cui noi facciamo l'estrazione e otteniamo i principi attivi che poi finiscono nei nostri prodotti cosmetici. Certo, il procedimento, quindi abbiamo la materia prima. Materia e prima, poi... si passa alla torchiatura della materia prima, da cui estraiamo completamente i principi attivi. Con i principi attivi andiamo a miscelarli con altri componenti, burri, oli e altre materie prime. Signora Rita, ci vuole illustrare i suoi prodotti? Volentieri, allora partiamo da Agilitas che con anticellulite e le varie lozioni. Quindi i prodotti per il corpo e naturalmente tutti gli accessori. Accessori che si possono usare sia in casa che in cabina. Poi Poi abbiamo qua la linea viso. la linea viso, ci sono 3 linee viso. Elegance, rigenerante, ristrutturante, delicate per pelli delicate che si arrossano facilmente. Juvenis per i giovani con pelli impure. Pelle un po' più grassine, Sì, ecco. esatto. E poi abbiamo... E poi qui sotto abbiamo Lux che sempre aiuta la crema, tipo contorno occhi, maschere, maschera viso, maschera corpo, vari oli. Luigi, i nostri telespettatori vi possono trovare dove? Noi siamo a Roana, in via Maggiore 224, di fronte al Palazzetto dello Sport di Roana. Vi aspettiamo tutti. Ciao ragazzi, vi vedo in mountain bike, ma qui si fanno salti a Gaglio in mountain bike. Sì, Dove? Ci sono le piste di mountain bike? su alle Melette ci sono belle piste. Sì. Sì, E che cosa si fa quando si corre in mountain bike? D'inverno o d'estate? D'estate? d'estate ma anche d'inverno ogni tanto. Sono attrezzate, vero? D'inverno più divertente. Perché è più divertente in inverno? Che si scivola di più. Si scivola di più. Gaglio, terra di campioni. E che campioni! E sono qui con il falco di Gaglio. Ciao! Ciao a tutti. Allora, uno sport, il tuo, l'hockey. L'hockey su ghiaccio, sì. Quante gare hai disputato e quante vittorie? Beh, io devo dire che ho giocato più di 1000 partite in Serie A, e totalizzando 644 gol. Ho fatto 4 Olimpiadi e 16 mondiali. Mamma mia, 16 mondiali e quante Olimpiadi? 4 Olimpiadi. Tra le tante casette natalizie non poteva mancare quella per la beneficenza. Buonasera. Questi lavori artigianali e fatti artigianali a mano. fatti a mano dalle nostre donne che sono di intelligenza e di Bravissime. capacità bravissime, Certo. e anche qualche uomo fa Sì, qualcosa che dà una mano. che dà una mano, per esempio il legno, Certo. ecco, insomma un po' di tutto del paese. Dennis, buonasera. Musica e festa tutte le sere con i DJ oppure con musica dal vivo? Sì, tutte le sere proponiamo ai nostri turisti spettacoli, musiche e rassegne anche teatrali all'interno dell'auditorium. Allora facciamoci il giretto per i vostri meravigliosi mercatini in questa atmosfera di festa. Molto velocemente, qui abbiamo dei lavori fatti a mano con la lana e Questa poi... è tutta lana, è una levatrice di pecore e lavora tutto lei. Sono tutti artigiani della zona. della zona, lavorano in legno, questi ad esempio fanno dei gioielli, tutti fatti a mano, tutte idee innovative fatte da... Certo, Questi abbiamo qua- dei taglieri molto belli. fatti tutti in legno dei nostri boschi. Adesso oltretutto è legno usato delle piante divelte da vaia e dunque hanno un significato ancora più importante per noi. Certo, ancora più marchiato. Esatto.
Dennis, questo è il villaggio di Babbo Natale, cosa c'è qui per i bambini? Sì, il villaggio Babbo Natale, naturalmente come dice la parola abbiamo la casetta di Babbo Natale. Andiamo a vedere subito. Che andiamo a vedere subito, dove ci aspetta Babbo Natale e dove i bambini possono portare le terrine e fare qualche foto con Babbo Natale. Usciti dalla casetta di Babbo Natale, saliamo Sui pony, sempre per i più piccoli, un gran divertimento, un'esperienza, perché per i bambini il pony insomma è un'avventura. Sindaco, vogliamo dare gli appuntamenti importanti di Gaglio, del Natale di Gaglio ai nostri telespettatori? Sì, si parte con oggi con l'apertura ufficiale dei mercatini più antichi dell'altopiano, con l'accensione dell'albero, poi tutta una serie di eventi culturali e sportivi a livello altopianese, per concludere poi con la Befana il 4 e il 5 di gennaio. Ma anche la nostra commerciale di Rete Veneta Samantha ha qualcosa da dire ai nostri telespettatori. Sì, allora noi vi aspettiamo il 4 e il 5 di gennaio per altre 2 puntate del nostro Periscopio. Non mancate! Grazie Samantha e grazie a voi telespettatori di essere stati ancora una volta in nostra compagnia. Io vi do appuntamento alla settimana prossima con una nuova puntata di Periscopio e vi ricordo che se avete piacere a rivedere le nostre puntate potete farlo sul nostro sito www.reteveneta.it nella sezione produzioni. Grazie, buona serata. Eccomi con Patrizio Spillimbergo, titolare della ditta Spytech. Buongiorno Patrizio. Buongiorno Ida e benvenuta. Grazie. Patrizio, chi è Spytech? Spytech è un'azienda di informatica nata 20 anni fa per realizzare un servizio di consulenza adeguato nella giungla della tecnologia. Miriamo a guidare i nostri clienti nelle scelte progettuali e ottimizzarne i risultati. Li seguiamo nel percorso decisionale, che può essere l'acquisto di un computer, o per aziende più strutturate l'implementazione di un gestionale. Cosa distingue Spytech dalle altre aziende informatiche? Informatizzare un'azienda nel modo di lavorare è la nostra passione e della nostra passione ne abbiamo fatto un lavoro. Coglierla, analizzarla, implementare soluzioni software e ridurre i tempi, i costi, aumentando il controllo e flessibilità, crescita è il nostro vero core business. Molto bello il video di presentazione di Spytech. Il messaggio che volete dare? Sì, è molto bello. Il messaggio che vogliamo trasmettere è quello che modelliamo sui nostri clienti software e applicazioni dedicate proprio come un vestito realizzato su misura per una modella. Spytech lo troviamo dove? Spytech lo trovate a Breganze in via 5 Martiri 35. Grazie Patrizio. Grazie a te. E complimenti. Grazie. Hotel Garden, a Gallio, immerso nella magia di un posto unico, sentirsi coccolati sempre, un incanto dei sensi. Scegli Hotel Garden, qui si respira e qui si riposa. Integra Salus e sapere antico, fitocosmetici 100% naturali per la bellezza e il benessere di tutta la famiglia. Ci trovi a Roana, in via Maggiore 226. Pesavento Alberto, il tuo antennista di fiducia. 30 anni di esperienza. Sinonimo di garanzia, riparazione e manutenzione apparecchiature per comunicazioni.